l'obiettivo è sempre quello di fare il massimo, insomma, un po' per tutte le squadre. Normale che abbiamo una partita difficile, importante, come sarà sempre da qua alla fine. Il Gubbio è una squadra che è quella forse che ha pareggiato meno, vince o perde perché come atteggiamento è una squadra che concede, che però attacca con parecchi giocatori, è brava a ripartire, quindi dobbiamo essere concentrati al massimo, andare avanti col nostro lavoro e con le nostre idee, perché comunque la squadra in questo momento sta dimostrando compattezza, fluidità di gioco e si sta esprimendo bene. Il fatto quindi di non avere a che fare con un avversario che si chiude dietro può essere comunque... No, l'avversario si chiude, è una squadra che si abbassa molto con tutti i giocatori sotto la linea della palla ed è molto brava quando la recupera e riparte con giocatori veloci, con ripartenze rapide. Non credo che per le partite che ho visto, che abbiamo visto, sia una squadra che venga a attaccare alto. Non l'ha quasi mai fatto, tranne che quando era sotto. Quindi può essere una soluzione quella vostra di andarli a prendere alti in alcuni frangenti, non dico tutta la partita. Ma noi dobbiamo mantenere le nostre caratteristiche al di là dell'avversario. È normale che non si può pensare di fare 90 minuti con qualsiasi squadra, andare ad attaccare sempre molto alti, perché nessuna squadra riesce a farlo. Chiaro che in casa dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco e cercare di ottenere il massimo, insomma. Ecco, ci ricordiamo anche la partita d'andata, loro erano su in classifica allora e lo sono ancora perché hanno mantenuto insomma un buon ritmo. L'unica differenza non marginale è che voi all'andata avete vinto ed eravate in una formazione molto rimaneggiata perché ti mancavano diversi elementi, stavolta invece hai praticamente tutti. Sì, quella è stata una gara particolare, nel senso che eravamo un attimino in difficoltà a livello anche di giocatori, non avevamo ancora insomma la squadra non era ancora compatta come lo è adesso, aveva bisogno di lavorare, eravamo in una situazione di difficoltà, siamo riusciti a vincere alla fine, forse è stata una delle poche partite sinceramente che non meritavamo di vincerla, poteva starci benissimo anche il pareggio, però ci è successo poche volte di portare a casa un risultato magari che ai punti non avremmo vinto sul campo, però di contro ci è successo tante volte il contrario, dove ai punti avremmo vinto e invece abbiamo perso la gara, visto che il calcio non è uno sport dove contano i punti o gli angoli, ma conta chi vince la gara. Tante volte bisogna essere bravi a vincere magari qualche partita che non meriti, e noi sinceramente fino adesso, da quelle che mi ricordo, Gubbio forse è stata l'unica. Netto è tornato, quindi ci sarà. Dechenko, che indicazioni ha? Dechenko ha preso questa botta e oggi dobbiamo valutarlo e vediamo se si allena. La botta insomma nel muscolo è dolorosa, però dovrebbero esserci particolari problemi, però dipende dallo staff medico, dal giocatore come si sente, quindi oggi dopo la rifinitura capiamo se è disponibile o meno. La condizione della squadra sul piano fisico e anche mentale comunque è ottima, è buona. Mentalmente se non stiamo bene adesso non staremo mai bene, no? Sotto l'aspetto mentale la squadra sta bene, l'aspetto fisico abbiamo gestito, tra virgolette, la Coppa Italia, nel senso che abbiamo cercato di far recuperare energie a chi aveva più minuti, più allenamenti nelle gambe, e gli altri hanno recuperato la partita di Coppa Italia che abbiamo vinto e quindi tutti a disposizione, e sotto questo aspetto è positivo, insomma. Anche Carlo ha recuperato, ha bisogno ancora di lavorare, però può essere un giocatore come lui, come altri che magari in questo momento hanno giocato meno, da qua alla fine possono darci una grossa mano se lavorano nel modo giusto, con la testa giusta, con l'atteggiamento giusto. Abbiamo bisogno di tutto, insomma. E com'è stata la risposta
del campo di Derisio mercoledì? Che indicazioni ti ha dato? È stata buona, l'ho tolto tra virgolette non per scelta tattica, ma perché comunque aveva fatto 60, 65, 66 minuti e non mi andava visto che giocavamo anche su un campo sintetico dove i flessori vengono stimolati parecchio, avevo avuto delle buone indicazioni e quindi ho preferito toglierlo per non rischiare di affaticarlo troppo. È normale che Carlo abbia bisogno di allenarsi in maniera costante, perché a livello aerobico chiaramente fa un po' più fatica, però le sue caratteristiche le conosciamo bene. È importante che si alleni, che dia continuità, perché sono convinto che lui e come tutti gli altri possano darci una grossa mano, però devono in settimana mangiare l'erba. Che cosa